Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora buongiorno, benvenuti, questa è Diva FM, naturalmente Made in Polesine con Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno, ancora buongiorno, benvenuti. Come va? Tutto bene? Trascorsa bene la settimana? Sì. Trascorsa bene, Trascorsa naturalmente benissimo. ci hanno rimesso ancora la paura del Covid e quindi avanti. Secondo me un po' di terrorismo ci vuole, dai. Oramai siamo abituati qua. Non vogliamo iniziare con le polemiche. Faccio dai. un inciso sull'intro. Per me forse hanno ragione, perché se non ci fanno paura noi ci diamo, come si dice da noi, un sopra. Ci diamo che ci do. Agdemunzora. Ecco, dai, allora. Vai. Dicevo, nuova puntata di Made in Polesine su Diva FM e anche su Made in Polesine Web TV. Adesso i titoli subito, immediatamente, siamo a fine oramai... A fine mese, sì, oramai siamo a fine mese. Sì, è l'ultimo del mese questo. Poi prossimo giovedì siamo a settembre. Saremo a settembre. Allora, primo titolo, si vota anche da casa. Poi ZLS, grande opportunità. Poi vi spiegheremo cos'è questa ZLS, che non è la ZL, cos'è? Ecco, quella. E neanche il gruppo TNT. Neanche il gruppo TNT, i famosi cartoni di una volta. Vabbè. Poi, finalmente, wifi al mare. Poi, bracconaggio ittico. Ultimo, ma non ultimo, da Bruxelles a Boccasette. E inizio tutte e due con la P, però un po' di differenza. Va bene, è meglio Boccasette. Va bene. Ci sentiamo tra poco per iniziare Made in Polesine. Il primo titolo che andiamo ad affrontare quest'oggi nella nuova puntata di Made in Polesine. Parliamo di voto, perché si vota anche da casa, è vero? Allora c'è questa proposta, c'è questa... è tutta un'altra cosa. No, spieghiamo un pochino. Si vota da casa per chi è isolato per il discorso del Covid, ed è una cosa abbastanza importante, perché la prefettura e l'UIS organizzano la squadra volante per garantire il diritto al voto a chi è in sorveglianza attiva, nel senso chi ha o è positivo oppure hanno paura che sia positivo al coronavirus, al Covid, può votare anche da casa. Una task force dell'ospedale di Trecenta con la prefettura vanno al domicilio della persona e lo fanno votare. Bisogna fare domanda entro il 15 di settembre, quindi attenzione se voi avete questo. Prima di tutto ci dispiace se dovete stare a casa perché o siete positivi oppure se avete il rischio di essere positivi, e vi auguriamo tutto il bene possibile. In seconda battuta, se avete questo problema potete votare, ed è una cosa importante, interessante. Quindi ripetiamo, scatta il protocollo Covid, vertice tra UIS e prefettura per garantire il diritto di voto anche alle persone in isolamento, seggio mobile al San Luca di Trecenta, appunto, che saranno. Quindi basta fare la richiesta, insomma. Entro il 15 settembre i soggetti in sorveglianza a domicilio dovranno comunicare al sindaco la propria intenzione di votare. Bella iniziativa. Bene. Questa è sicuramente ogni tanto una nota positiva. Ogni tanto ci vuole, ogni tanto succedono anche queste cose. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine, naturalmente con Davide Stefanelli e Leandro Maggi. E adesso, secondo titolo che andiamo ad affrontare, ZLS, grande opportunità. Intanto spieghiamo cos'è questa ZLS. È quel protocollo per la quale alcuni comuni della provincia di Rovigo, in particolar modo, diciamo così, tanto per semplificare, da Poleselle in su verso Bergantino, hanno l'opportunità di sfruttare questo protocollo e avere degli sgravi fiscali e avere delle agevolazioni importanti. È un piano strategico che sarà pronto entro febbraio, dicono i giornali, in particolar modo il Gazzettino di ieri, e la settimana prossima ci sarà l'insediamento nella Camera di Regia con sindaci, categorie economiche e Camere di Commercio per dare i primi indirizzi. Quindi stiamo un pochino allerta, perché tutto questo creerà sicuramente un volano di sviluppo per circa 26.000 posti di lavoro. Siccome stiamo parlando che in questo periodo, soprattutto di Covid, le aziende sono in grossissima difficoltà, ben vengono queste opportunità. Quindi certo. Se ci state seguendo, amici del medio e alto Polesine, sappiate che
vi potete informare al meglio per sapere cosa poter fare. Ricordiamo poi anche per invece noi abitanti del Basso Polesine, ci sono ancora dei posti liberi per lavorare presso Amazon a Castel Guglielmo / San Bellino, perché il 21 di settembre apre. Quindi già 800 posti saranno in apertura, ma si arriverà a regime a 2500 persone. Quindi ben venga, ecco, sono opportunità importanti, perché visto che abbiamo tutto il terrore di affrontare l'autunno, non sappiamo cosa ci aspetterà a settembre-ottobre, queste due buone notizie, da una parte la ZLS che darà creerà, almeno secondo gli studi che hanno fatto i tecnici, 26.000 posti di lavoro in tutto il Polesine e anche probabilmente in province vicine, e in più l'opportunità di Amazon. Ben venga in questo periodo decisamente difficile e preoccupante. Bene, dai, allora abbiamo iniziato con due belle notizie positive. Ok. E questa non è da noi. Non succede sempre. Non è da noi. Anche il prossimo comunque non è male. Bene, dai. Brevissima pausa ancora, proprio brevi, ci sentiamo tra poco. Quelli di Made in Polesine tutte le settimane su Radio Diva FM e anche su Made in Polesine Web TV. Vi ricordo la replica per chi magari non avesse la possibilità di ascoltarci nella prima messa in onda il giovedì tra le 13 e le 14, appunto la replica il sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno. Siamo sempre noi. Sempre noi, non scappiamo mica, sai. Allora, andiamo con l'altro titolo, il terzo titolo, finalmente Wi-Fi al mare. Finalmente Rosolina si adegua e dà il wifi, l'accesso wifi gratuito a tutte le persone che non è ancora pronto, sarà pronto probabilmente per fine stagione, però perlomeno si preparerà per la prossima. Che dire, è un'opportunità importante, l'abbiamo sempre detto che purtroppo il fatto che non abbiamo in tanti paesi la connessione veloce, non abbiamo il wifi eccetera, in un momento che il wifi è indispensabile, questa è una buona notizia, perché è fatto anche tra l'altro per la perla delle nostre località turistiche. Chi segue un pochino Facebook sa quest'anno in quanti hanno reclamato che c'era poca connessione. Io che vado a Rosolina Mare, per esempio, affidandosi al wifi dei nostri gestori, era sempre pieno, era lentissimo, esatto, perché tutti si collegano eccetera, quindi questa è una buona notizia. Tra l'altro ricordiamo che anche al Barella, altro fiore all'occhiello, hanno reclamato moltissimi che quest'anno non c'era né wifi né connessione, quindi finalmente una buonissima notizia. E che dire, il wifi secondo me bisognerebbe portarlo dappertutto, ma a connessione veloce, certo, perché questo potrebbe dare opportunità di lavoro gigantesche. Vi ricordo per esempio che in due località dove ci sono 1000-1500 persone, tipo Oca Marina e tipo Piano di Rivà, non prende neanche il telefono, proprio quindi vuol dire esclusi dal mondo, chi abita lì è penalizzato. Quindi siccome stiamo parlando di un paese come il nostro, che è un paese di altissima democrazia, il fatto stesso che alcuni non possono accedere a dei meccanismi ormai elementari ed importanti, perché senza ormai la connessione si fa ben poco, è una cosa penalizzante. Quindi da una parte ringraziamo e ci complimentiamo che finalmente anche Rosolina Mare doveva farlo magari 20 anni fa, ma questa è un'altra storia. Vabbè, dai, insomma, un'altra storia. Però finalmente lo sta facendo e speriamo che diventi una cosa su tutto il territorio nazionale, anche nei posti più sperduti. Io per esempio penso con raccapriccio sulle zone di montagna quanti problemi avranno per la connessione. Esatto, sì. Queste sono zone che sono difficili. La democrazia è anche questo, dare a tutti le opportunità di lavorare. Se a Milano e Torino hanno la connessione non so a quanti giga ultra veloce, e da noi c'è ancora la manovella, quindi giochiamo a non pari. E addirittura non c'è. Vabbè, comunque buona notizia con un po' di polemica. Bene, sì. L'unica nota dolente è che sia arrivato con questo servizio a fine stagione, e che in tanti posti sarà buono per quanto riguarda Rosolina Mare, sarà buono ovviamente per l'anno successivo, l'anno prossimo. Dai, ok. Dai, brevissima pausa, torniamo. Pronti, miei cari, siamo rientrati, siamo pronti per proseguire la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso parliamo di bracconaggio ittico. Questo è un problema che già negli anni passati ne abbiamo già parlato, e la cosa si ripete sempre, comunque non ci riesce ad arginare sta cosa. Allora,
c'è appunto in questi giorni c'è stata un'operazione da parte delle forze dell'ordine e hanno riscontrato bracconaggio ittico, dove hanno riscontrato che il Polesine era la centrale operativa. Sono extracomunitari, anzi no, sono comunitari, però sono stranieri, in particolar modo sono rumeni quelli che hanno arrestato appunto per questo. E che dire, il bracconaggio è una cosa che, a parte che noi ne parliamo nel nostro piccolo da mo', però chi frequenta un pochino gli argini del Po vede quanti pescatori e con metodologie veramente invasive e non giuste stanno operando. Io mi ricordo una volta che ho fatto un giro con degli ospiti per il ramo Po di Maistra, quello che si può andare solo con la barchina piccola, eccetera eccetera, e a un certo punto siamo dovuti tornare indietro perché c'erano 7-8 pescatori, non so di che nazionalità, ma ho qualche sospetto, e ci hanno lanciato delle pietre e ci hanno fatti andare via perché sennò disturbavamo le loro canne, le loro reti, che erano da una parte e l'altra delle sponde del fiume. Quindi se l'ho visto io 5-6 anni fa, probabilmente già 5-6 anni fa la cosa si sapeva. Questa è una cosa che era un segreto di Pulcinella, c'è sempre stata, ecco, finché non si riesce a trovare una soluzione per questo problema, insomma, la soluzione è veramente un peccato, perché distruggono un po' tutto quello che diciamo l'andamento ittico, perché con ste reti pescano di tutto, anche le taglie molto piccole, insomma, e quindi non va bene assolutamente. Sì, poi dopo c'è anche il discorso che se ti lanciano le pietre perché stai invadendo tra virgolette il loro territorio, che è un territorio comune, questo mi dà fastidio. Comunque vedi, quando vogliono le cose le sistemano. Che dire, l'ultimo punto di vista, Polesine centrale operativa. Siccome noi polesani siamo convinti che da noi non succeda mai niente, sappiate che comunque molto spesso la nostra provincia è incrocio di cose delittuose importanti. Tra l'altro faccio riferendomi a un libro del sindaco di Polesella Raito, che diceva che quando c'era il problema degli anni bui degli anni 70, uno dei punti nevralgici di smistamento dei terroristi eccetera era proprio la nostra bella provincia di Rovigo. Vedi. E noi siamo sempre convinti di essere al di sopra di ogni sospetto, e invece ci siamo dentro ogni tanto. Vabbè, al massimo anche noi. Ok. Dai. Allora ci sentiamo tra pochissimo, perché avremo l'ultimo argomento di oggi. Quello che stiamo per affrontare è l'ultimo argomento di oggi, e questo significa insomma che siamo quasi in conclusione del nostro appuntamento. La nostra oretta. Parliamo il titolo è molto è impostato molto bene: da Bruxelles a Boccasette. Cos'è questa unione? Voi sapete che c'è un'associazione che si chiama Plastic Free, che sta veramente setacciando e pulendo tutto il nostro territorio bassopolesano, ma in tutta Italia c'è Plastic Free, è un'associazione nazionale dove c'è un referente per ogni provincia, ogni zona, e nella nostra zona c'è Mancin, che è appunto il referente di Plastic Free, e ogni tanto lo sentiamo e lo nominiamo e lo celebriamo perché fa delle cose importanti. Ancora una volta sono andati in spiaggia a Boccasette, e dico da Bruxelles a Boccasette perché c'era una giovane coppia di volontari giunta dalla capitale belga per dare una mano. Probabilmente erano in ferie, eccetera eccetera, ma il fatto stesso che uno straniero veda che bisogna pulire queste spiagge, però ci sono prestati anche loro, la cosa è veramente positiva. Cosa c'è? Qual è il problema? Che ogni volta, se vanno dopo 2 giorni, c'è già tutto pieno. Mancin tempo fa ci diceva: guarda che purtroppo non è solamente l'inciviltà delle persone che vanno al mare che fondamentalmente incide relativamente, ma è tutto quello che porta il Po da Torino in giù, e che arriva poi le alluvioni e questo e quest'altro, arriva di tutto. Fatto sta che ogni volta recuperano e gomme, c'è una fotografia proprio con Mancin che porta una gomma di trattore. Come sia finita poi sul Po, forse magari quella lì è una cosa autoctona. E niente, ogni volta lo celebriamo, diciamo sono bravi. È rotolata giù.
Rotola. Vabbè. Fatto sta che comunque allora, dovremmo avere tutti un senso civico più importante. Io ieri sera ero a Taglio di Po a fare una serata, a riprendere una serata, c'era il palco e sotto il palco c'era l'ira di Dio e bottiglie e cose. Quindi quando andate in un posto, invece di buttare le immondizie, ve le tenete e le buttate nei cestini appositi. Ultima polemica, c'è da dire, non so se è questione di Covid o altro, ma ultimamente io cestini nei paesi ne vedo ben pochi. E quindi devi andare in giro con il tuo sacchetto di immondizie e delle volte non è così pratico. Quindi ci sono varie responsabilità. Ci sono dei contenitori di sacchetti, è vero, non ce ne sono tantissimi. Ma io ne vedo pochi, in giro per i nostri paesi. Dappertutto. Però insomma, qualcosina c'è, dobbiamo dirlo, ma non sono certamente secondo me ce ne dovrebbero essere adeguati. 10 volte di più. Esatto. Vabbè, comunque siate persone civili. Siamo persone civili. Diventiamo persone civili. Vuoi aggiungere qualcosa? No, a posto. Dai, con questo abbiamo di fatto concluso i nostri argomenti, ma noi ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Ridendo e scherzando, perché abbiamo fatto degli argomenti abbastanza interessanti e abbastanza positivi quest'oggi, siamo arrivati veramente, stranamente, siamo arrivati in conclusione del nostro appuntamento. Però prima di salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, volevamo ricordare... Posso ripetere? Ladies and gentlemen, Mr. Davide Stefanelli. Yes, I do. Sabato è a Porto Levante a fare una seratona. Sabato a Porto Levante ci sarà una pericena al Bob Marley, quindi mi raccomando non mancate. Se passate di lì, insomma, ci divertiremo insieme, c'è un po' di musica, c'è un po' da mangiare, qualche assaggino, insomma, c'è una cosa ben fatta, insomma, per passare una serata insieme in allegria. Con Davide Stefanelli. Con io te. E invece il nostro caro Leandro Maggi lunedì sera presso il Sporting Club Luca Doni a Portoviro ci sarà l'ultima serata di 4 serate che abbiamo fatto appunto per celebrare e far vedere i filmati di Nutria Man. Ci sarà Nutria Man 3 aspettando Nutria Man 4. Ho visto il trailer di Nutria Man 4, è un capolavoro, sono bravi, quindi abbiamo avuto la possibilità di seguire tutto l'itinerario da il penultimo film che è stato Polesine Bastardo, che era già di ottima qualità, al primo che era Nutria Man con tutte le come si dice, le incertezze dei neofiti, ma comunque sono veramente cresciuti film per film e credeteci, Nutria Man 4 è un capolavoro. È già pronto, È già pronto. Prossimamente lo vedremo al cinema. Ecco. La prima verrà fatta al Cinema Eden, quindi bravi. Vi terremo comunque informati anche su questa proiezione in anteprima. Ecco, veramente. Quindi la prima sarà al Cinema Eden a Portoviro. In ogni caso, se volete vedere la penultima, in questo caso Nutria Man 3, lunedì sera al centro sportivo Luca Doni a Portoviro. Mi raccomando, non mancate. Ok, bene, con questo abbiamo veramente concluso. Abbiamo fatto due bei spottoni, come si dice. Sì, perché sono amici, eccetera. Ecco. Quindi ci sentiamo la prossima settimana, come sempre su Radio Diva FM e anche su Made in Polesine Web TV. Quindi da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Come sempre, il nostro classico countdown non può mai mancare. 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.